Avete preso qualcosa stanotte? No, stanotte siamo stati proprio sfortunati. Niente di niente. Voi altri? Nada, solo immondizie. Sarà una fatica pulire le reti stavolta. Che noia, solo porcherie invece di pesci. Pulire e non avere pesci da vendere. Tutto lavoro per niente. Dai, mettetevi al lavoro, dobbiamo anche rammendare le reti. Va bene, ma guardate laggiù. Che cos'è tutta questa gente? Che è la folla che sta cercando Gesù. Ho sentito che è venuto qui al lago a predicare. Quanta gente! Arrivano altri ancora, incredibile! Ciao, scusatemi, c'è troppa gente che si sta stringendo a me. Vorrei parlare a tutti, ma avrei più spazio. Potrei usare questa barca per starmi a terra e predicare da lì? Va bene, no problem, così ascoltiamo anche noi mentre lavano le reti. Così Gesù predica mentre i pescatori riparano e lavano le loro reti. Ho finito per adesso, Simone. Prendi il largo e gettate le reti per pescarle. Sono curioso che risponderà Simone adesso. Per quanto ne so, Gesù è un falegname e non ne sa niente della pesca. E abbiamo appena finito di pulire le reti. Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però se lo dici tu getterò le reti. Dopo questa decisione, Simone va fuori con suo fratello Andrea, buttano la rete e cominciano a tirare. Oh, Issa! Simone, è troppo pesante, non ce la facciamo da soli. Hai ragione, è pieno zeppo. Ehi Giacomo, Giovanni, venite ad aiutarci. La rete sta per rompersi, sbrigatevi. Wow, quanti pesci! Le barche stanno... Wow, quanti pesci! Riempiamo anche la nostra barca. Basta, non di più, le barche stanno per affondare. Ma chi è questo Gesù? Solo Dio ha tanto potere che anche i pesci lo obbediscono. E io ho fatto talmente tanti errori. Gesù, allontanati da me perché sono un peccatore, non posso stare con te. Non temere, d'ora in poi sei pescatore di uomini, è un lavoro nuovo, non gettare la rete per guadagnarti da vivere, ma pescare persone per il regno di Dio. Cosa vedo? Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni lasciano le loro reti e anche tutti quei pesci e seguono Gesù, è straordinario.